Assessore Panaretti, quest'oggi si è parlato di opportunità e risposte inclusive per coloro che escono dal carcere. Al di là della formazione, come è emerso nel corso del convegno, che cosa bisogna fare di più per poter consentire l'inserimento attivo nel mondo del lavoro degli ex carcerati? Bisogna investire ancora in formazione, poi accompagnare le persone in percorsi di tirocinio formativo e che poi possano portare ad un lavoro, perché il tema è proprio questo, riuscire a trovare un lavoro quando si esce dal carcere, e per questo motivo a breve partirà una formazione congiunta tra i nostri servizi per il lavoro, che sappiamo fanno un lavoro capillare sul territorio raccogliendo le vacanze all'interno delle aziende, e i servizi sociali, la formazione, in maniera tale che queste informazioni che passano tra i diversi soggetti costruiscano una rete capace di prendere in carico le persone e di accompagnarli verso un lavoro, che è il primo passo verso l'autonomia e la dignità delle persone. Per quanto riguarda i numeri, cosa ha fatto finora la Regione e quanto ha speso per venire incontro alle esigenze di questo settore? Ma sono quasi 2 milioni, oltre 2 milioni di euro le risorse negli ultimi 2 anni per quanto riguarda la formazione. Adesso partiremo con altre risorse per questa formazione congiunta degli operatori, e all'interno di un percorso che riguarda tutte le persone svantaggiate, le persone fragili, abbiamo seguito nei tirocini formativi anche un numero importante di persone che erano uscite dal carcere. Ora è il momento di rafforzare le relazioni con il mondo produttivo e con tutti gli altri soggetti, perché questi percorsi si trasformino in un lavoro.